Il riconoscimento di Chiampo come comune ciclabile è certamente motivo d'orgoglio per la nostra comunità ed è il risultato di lavori fatti appunto dall'amministrazione in questi anni. Abbiamo investito ben 4 milioni e mezzo di euro appunto nella ciclabilità in questi anni. Chiampo è tra le 8 nuove località italiane ad aver ricevuto quest'anno il riconoscimento Bandiere Gialle per FIAB Comuni Ciclabili, un attestato che valuta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, incentivando lo sviluppo di politiche a favore della mobilità dolce. Un modo per misurare anche il recepimento delle nuove normative sulla mobilità ciclistica nel codice della strada, con i decreti rilancio e semplificazione 2020. Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 nelle aree mobilità urbana, governance, comunicazione e promozione e cicloturismo. 8 i comuni vicentini presenti nella lista di questa quarta edizione dei comuni ciclabili. Chiampo, con 2 bike smile, è la novità di quest'anno. Chiampo è comune ciclabile della FIAB, un importante riconoscimento dato all'amministrazione comunale per premiare gli sforzi progettuali ed economici fatti in questi anni rispetto alla mobilità sostenibile. Ovviamente per noi questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Vogliamo ancora migliorare, abbiamo un progetto appunto già finanziato che eseguiremo tra quest'anno e il prossimo anno per completare i raccordi tra le piste ciclabili esistenti, elemento che anche la FIAB ci ha indicato come centrale per migliorare la situazione. E poi avremo tutta un'altra serie di accorgimenti e di situazioni che andremo a creare per la ciclabilità, proprio perché vogliamo che Chiampo sia un modello di comune ciclabile, un modello che possa contagiare anche i comuni che ci stanno attorno.